Bandana in testa e occhiali da sole, è entrato in questo negozio a Mogliano, in via Torni, obbligando la commessa a consegnargli l'incasso della giornata. Pochi minuti e poi se n'è andato con 700 euro in tasca. La fulminea rapina sabato sera verso le 20, pochi minuti prima della chiusura. Il bandito è andato dritto dalla cassiera, una 26enne residente a Mogliano, che in quel momento era da sola in cassa e le ha intimato, sotto la minaccia della pistola che teneva in pugno, di consegnargli tutto il contante. Spaventata ma lucida, la cassiera non ha opposto resistenza, ha preso i soldi, un totale di circa 700 euro, e li ha consegnati al rapinatore, che si è poi allontanato probabilmente a piedi. Subito accorse le altre cassiere, prima in un'altra zona del negozio, hanno chiamato i carabinieri e rincuorato la collega. Le indagini dei militari sono in corso e partono dall'analisi delle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso interne al negozio. All'esterno, invece, nel parcheggio antistante e lungo questo tratto di strada che collega Mogliano a Marcon, purtroppo telecamere non ce ne sono, occhi elettronici che avrebbero potuto fornire qualche elemento in più sull'identità del rapinatore e sulla presenza di un probabile complice che lo attendeva in auto nei paraggi. Oggi, tra il via vai dei clienti che entrano ed escono dal negozio, le commesse, ancora scosse, non se la sentono di tornare sull'accaduto, ma tra i clienti c'è chi sottolinea la sensazione di insicurezza che episodi come questo ripropongono. Sì, perché qua ormai non siamo più tutelati da nessuno, quello è il problema, giusto? È una cosa, le ripeto, una cosa spaventosa.